Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus. Apriamo ovviamente con l'Apocalisse in Emilia-Romagna. Vediamo cosa sta succedendo attraverso le immagini del Corriere della Sera. Ci sono 14 morti e ovviamente migliaia di famiglie senza luce, danni incalcolabili, danni per miliardi. Si temono altre piene dei fiumi, il maltempo sta attraversando una fase di peggioramento. Sentiamo le voci delle famiglie colpite da questa calamità. Case, guardi, questo è una piccola parte di quello che abbiamo in casa, quindi il fango che è rimasto da tutte le parti. Non abbiamo più niente. Poi noi siamo fortunati, abbiamo un appartamento sopra, per cui possiamo tornare a letto la sera, a differenza di tanto vuoi fare. E questo era il collegamento in diretta con il Corriere della Sera. Vedremo anche altre immagini. Ovviamente tutti i giornali online aprono con quello che sta succedendo in Emilia-Romagna. Queste erano immagini che arrivavano da Forlì, e la zona più colpita è quella che va da Ravenna fino ad Imola. Una situazione spaventosa anche perché l'acqua non si ritrae e quindi non torna nel letto dei corsi d'acqua, e quindi rimane il pantano, rimangono queste case completamente coperte di fango. Allora, adesso tra poco ci colleghiamo con Ilaria Marchiori a Mestre, perché c'è una via che è la via in cui ci sono interventi ogni mezz'ora in seguito a spaccio e degrado. Ma intanto vediamo che cosa può succedere in Veneto, perché il Piave è una bomba ad orologeria se non si interviene in tempo con bacini di laminazione ed altre strutture. Vediamo il servizio della nostra redazione di Treviso. Il Piave è una bomba a orologeria. Se nel 2018, con metà acqua del 66, qui a Fagarè, dopo che hanno alzato l'argine di 70 cm, per 10 cm non tracimava, questa è la dimostrazione, avendo metà acqua del 66, questa è la dimostrazione, è la prova provata. Questa è l'analisi del Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi a tutela del Piave, quanto mai attuale dopo il disastro che ha colpito le popolazioni dell'Emilia-Romagna, un dramma provocato dalle abbondanti precipitazioni arrivate dopo mesi di siccità. In poche ore è caduta una quantità di pioggia pari alla metà di quella che solitamente si registra in un anno. Non vi sono state le conseguenze tragiche della vicina Romagna, ma anche in Veneto si sono verificati fenomeni significativi. A maggio, in 13 giorni su 15, sono caduti mediamente 130 mm di pioggia, valore superiore a quello medio dell'intero mese stimato in 115 mm. Ad oggi dunque si registra una situazione di surplus pluviometrico rispetto agli apporti attesi a fine mese. Di fronte ad eventi atmosferici eccezionali, i fiumi rimangono gli osservati speciali, oggi come in passato, quando le piene del Piave si ripetevano nel tempo, come documentato da carteggi appartenuti a Vittorio Emanuele II. I rischi però nel corso dei secoli sono aumentati, basta analizzare i dati rilevati dagli ingegneri idraulici sull'innalzamento del livello del fiume. Dal 2000 al 2020 la media del Piave, parlo da Ponte del Piave fino a Ponte de Fener, di 3 metri, dai 3 metri, 3 metri e mezzo. L'Ovadina, lei sa che sopra il ponte dell'autostrada a monte, adesso ci troviamo circa 1 metro più alto del piano campagna. Alcuni anni fa eravamo 2 metri più basso. Qual è il problema? Se rompe là, Treviso è matematico che va sotto acqua, perché da Ponte della Priula a Treviso c'è un dislivello dai 45 ai 50 metri. Per limitare i danni di eventuali esondazioni, in passato era stata progettata la realizzazione di 4 grandi casse di espansione. Zanardo preferisce non entrare nel merito, ma mette sul tavolo una possibile prima alternativa. Si poteva tentare una più in giù, dove c'era navigabilità, più piccola, a vedere se funzionano. Perché le vasche di espansione sono state concepite subito dopo l'alluvione del 66,
Oggi il Piave non è più quello. La pulizia dell'alveo del Piave resta però per Zanardo il vero principale intervento da attuare. Noi dobbiamo pulire il Piave. Dentro l'alveo deve essere scevro, libero dalle piante, ed è quell'apporto di materiale che deposita. Pulizia che veniva effettuata già ai tempi della Serenissima. Una volta dovevano pulirlo col badile, oggi abbiamo i mezzi meccanici che possiamo fare molto. Certo, non è che si risolva al 100% la sicurezza, ma l'80% sì. Intervista di Francesca Bozza, e questo è il problema. Anche in Emilia-Romagna i danni sarebbero stati gravissimi, ma ce ne sarebbero stati di meno se fossero state realizzate opere per prevenire questi fenomeni. Vediamo ancora immagini, queste sono immagini da Forlì, sempre attraverso il Corriere della Sera, strade piene di fango, la gente che spala, che cerca in qualche modo di uscire da questa situazione tremenda, macchine che sono state letteralmente invase dall'acqua e avete visto in quali condizioni si trovano. Andiamo subito a Mestre, dove c'è Ilaria Marchiori, spaccio e degrado in via Premuda, e davvero un intervento della Polizia e dei Carabinieri dietro l'altro. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. In questo momento, sì, come vedete alle mie spalle, questa è via Premuda. In realtà è una via piccolissima ed è una via laterale di via Piave. È una delle tantissime vie in cui i residenti e i commercianti della zona si devono, a loro malgrado, scontrare con continui episodi di degrado, di spaccio e di bivacco. È vero, sì, che molti ci hanno raccontato di dover chiamare le forze dell'ordine ogni mezz'ora, ma qui in via Premuda, come in tante altre vie, oltre che nella principale via Piave. Noi qui abbiamo dei residenti e dei commercianti. Ora sentiremo che cosa ci raccontano, sentiremo le loro voci, però devo già anticiparvi che alcune di queste persone ci hanno proprio chiesto di non comparire perché la paura è tanta. Molte di loro sono state già minacciate, hanno paura di subire ulteriori assalti ai loro negozi o alle loro case, per cui proprio per questo noi non faremo vedere i loro volti. Una di queste persone, innanzitutto, eccola qui con noi, non la faremo appunto vedere. Allora signora, ci racconti che cosa dovete subire quasi quotidianamente, ormai si può dire? Allora, tutti i giorni verso le mezzogiorno, dalle 2:30 alla sera tardi, ci sono tutti i ragazzi, sia quelli drogati che i spacciatori. Si drogano davanti al cinema, davanti ai negozi. L'altro giorno c'era un ragazzo che infilava la siringa sul collo di un'altra. La polizia, la chiamiamo, viene, poverina, perché non si può dire assolutamente di no, solo che non possono farci niente. Gli unici che riescono a prenderli è l'esercito. Vedete voi cosa possiamo fare, e ogni giorno si aggiungono dei ragazzi nuovi. Senta, voi siete anche stati minacciati più volte? Sì, ci hanno detto che se li riprendiamo, li fotografiamo, ci fanno del male, perché purtroppo abbiamo provato anche a fotografarli per denunciarli, sia i ragazzi drogati che gli spacciatori. Signora, avete paura voi? Paura che facciano danni, che ci facciano del male, e poi si vive male vedere certe scene. Cioè le famiglie che passano anche con dei bambini vedono queste scene, non è giusto, non è corretto, cioè negli altri stati queste cose non esistono. Grazie. Però c'è anche chi, prego venga anche lei, ecco qui, c'è un'altra persona, un ragazzo che è arrabbiato per come viene gestita malamente questa situazione. In particolare lei dice: noi tutti questi controlli non li vediamo. Ci sono sicuramente moltissime pattuglie e c'è un grande dispiegamento di forze e di mezzi, tuttavia molto spesso il cittadino ha la percezione che non siano sufficientemente tempestivi, talora capita di telefonare, di vedere le pattuglie che se arrivano tardi. Come diceva la signora di prima, molto spesso e volentieri questo è nato dal fatto che non hanno i mezzi per intervenire in maniera efficace, forse anche secondo quello che sarebbe il loro desiderio.
Quindi se è vero che non va mai dimenticata la tragedia umana delle persone che sono per la strada, che sicuramente poi sono ragazzi, alcuni miei coetanei che non vivono bene, bisogna anche ricordare, faccio un esempio, quello che è successo anche oggi a Natale, no? Da una banale discussione è nata una tragedia, la situazione è grave, la tensione è tanta, talora la paura è che si verifichino cose di quel tipo. E come dicevano prima le altre persone, chi è davanti, chi è dietro un bancone o chi ha un'attività si sente molto minacciato. Senta, e poi si comportano, ci raccontava qualcun altro, come, cioè proprio completamente senza rispetto. Assolutamente sì, sono estremamente accomodati quando si tratta di chiedere l'elemosina, di chiedere l'euro. Però ovviamente quando poi si va a confrontarli per chiedere magari che si spostino si hanno reazioni di maleducazione, talora anche di violenza, e non è accettabile, non è neanche sicuro vedere delle persone che girano con le siringhe in mano come io potrei girare con la sigaretta o col telefonino, è proprio pericoloso, quindi quello è molto complesso. Ecco, allora io ringrazio questi due cittadini che ci hanno portato questa loro testimonianza. Ovviamente ce ne sono altri che noi sentiremo anche proprio prossimamente, anche proprio nelle prossime ore, e le cui testimonianze si potranno sentire anche questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Qui da Mestre è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Ilaria Marchiori e tanta solidarietà a questi commercianti che sono vessati dalla malavita. Andiamo a Verona, la squadra mobile della questura di Verona ha bloccato 5 minorenni accusati di rapina, furto aggravato, ricettazione, violenza privata, lesioni aggravate, sequestro di persona, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti. 3 sono stati posti in comunità e 2 ai domiciliari. Inoltre verranno denunciati altri 6 minorenni ritenuti responsabili per i medesimi fatti. I giovanissimi farebbero parte di una baby gang dedita a rapine e furti di catenine d'oro, portafogli, orologi, smartphone e biciclette ai danni sia di coetanei che di turisti. La banda picchiava le vittime, a volte anche riprendendo i pestaggi con gli smartphone e postandoli sui social. E quindi erano diventati più identificabili perché poi li mettono sui social e vengono subito beccati. È morta dopo il ricovero in ospedale la mamma di Abano, ricorderete che 20 anni fa chiese di togliere i crocifissi dalle scuole, fece una sua campagna di cui si parlò moltissimo. La famiglia ritiene che questa morte sia avvenuta in circostanze da chiarire, quindi la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo. Vediamo. Nel 2002 era diventata famosa per la sua battaglia per togliere il crocefisso dalle aule delle scuole. Soile Lautsi, 65enne finlandese, trapiantata da molti anni in provincia di Padova, è morta improvvisamente qualche giorno fa dopo il ricovero in ospedale a Schiavonia per problemi gastrointestinali. Il marito della donna, medico di Abano Terme, ha presentato un esposto in procura per fare chiarezza sul decesso della moglie. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia sul corpo della donna e ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. La 65enne era entrata in ospedale lo scorso 10 maggio, non sembrava essere grave, ma le sue condizioni 4 giorni dopo sono peggiorate ed è morta a Schiavonia. Soile Lautsi, insieme al marito, 21 anni fa, aveva chiesto alla scuola media Vittorino da Feltre di Abano, frequentata dai figli, di rimuovere un crocefisso dalle aule. Sostenuto dall'Associazione Atei d'Italia, si era rivolta al TAR dopo che la sua richiesta era stata respinta. La sua battaglia per la laicità nelle scuole era arrivata fino alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Molestava le ragazze alle fermate degli autobus, uno spacciatore che era stato arrestato, è stato liberato a Padova dopo appena una notte in cella. Nonostante fosse stato arrestato 2 volte in 10 giorni perché trovato in possesso di droga, è tornato libero dopo una sola notte in cella il 18enne tunisino, accusato anche di essere il molestatore delle ragazze alle fermate dei bus. L'ultima volta era stato arrestato 3 giorni fa dai poliziotti della squadra mobile che in stazione lo avevano trovato con un coltello a serramanico, un sex toy, alcune dosi di droga e dei soldi frutto dello spaccio. Il giudice ha imposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 3 volte a settimana.
Nel frattempo i poliziotti chiedono alle vittime delle molestie alla fermata del bus di rivolgersi in questura per denunciare il maniaco e per il riconoscimento. E restiamo a Padova, dove gli studenti accampati davanti all'università stanno smontando le tende e oggi incontreranno il ministro dell'Università e della Ricerca Bernini. Andiamo in diretta da Valentina Visentin. Sì, buongiorno direttore. In realtà l'incontro col ministro Bernini a Verona c'è stato pochi minuti fa. La delegazione degli studenti, anche padovani, sono un po' arrivati da tutta Italia, è riuscita a incontrare la ministra Bernini, che era a Verona per l'inaugurazione dell'anno accademico. Ministra che doveva venire anche a Padova, ma poi ha rimandato l'impegno e sarà qui solo con un video in videoconferenza, ma gli studenti sono riusciti nel loro intento. Qui con me c'è Emma Ruzzon, la presidente degli studenti, che in questi 10 giorni è sempre stata presente qui all'interno delle tende. Come è andato l'incontro? Che notizie arrivano da Verona? Allora, l'incontro intanto c'è stato, che è comunque un primo passo. Abbiamo portato alla ministra Bernini tutte le nostre proposte per la residenzialità studentesca, sono state lette, non sono state accolte completamente. Infatti noi chiediamo investimenti più sul pubblico che sul privato, non vogliamo che i fondi del PNRR vadano a sovvenzionare un mercato privato che strutturalmente non risolverà il problema, ma vogliamo che si investa sul pubblico, e i posti che ci servono, posti letto, sono molti di più di quelli che la ministra ci ha detto che potranno arrivare nei prossimi 2 anni, parliamo di 7.500 posti. Appunto, il confronto però c'è stato, ora partirà un tavolo di lavoro, continueremo a confrontarci e continueremo a provare a mediare il più possibile e a mobilitarci se servirà per riuscire ad ottenere un finanziamento sul pubblico che sia realmente strutturale. Ministra Bernini, che leggiamo dalle prime dichiarazioni ANSA, si è detta soddisfatta delle proposte presentate dagli studenti. Non è una partita ma un campionato che dobbiamo vincere, quello della residenzialità per gli studenti entro il 2026, una data significativa perché è la data entro la quale devono essere completati i lavori fatti con i fondi del PNRR, e quindi gli studenti, dopo aver ottenuto questo incontro, almeno visivamente la mobilitazione non ci sarà più perché le tende scompaiono, ma continuerà poi con i tavoli di trattativa. Sì, visivamente le tende scompariranno. Abbiamo ottenuto a livello nazionale quello che volevamo ottenere per il momento, ovvero che il problema fosse riconosciuto non solo dalla componente studentesca ma da tutta la cittadinanza, che se ne parlasse, e soprattutto abbiamo ottenuto appunto questo incontro con la ministra Bernini. Ora la mobilitazione visivamente non ci sarà più, continuerà all'interno dei tavoli di trattativa, con la consapevolezza che se non riusciremo a trovare un punto di accordo che soddisfi le nostre richieste, la mobilitazione tornerà in altre forme. Ecco, l'obiettivo quindi delle tende che sono state accampate e posizionate 10 giorni fa è stato ottenuto, c'è stato questo incontro, però insomma poi si dovranno vedere anche nel concreto i risultati. Questo è il messaggio chiaro che ci hanno appena lanciato gli studenti. Da Padova è tutto, poi comunque continueremo a documentare insomma anche più tardi quando le tende verranno tolte, e così racconteremo la fine di questa mobilitazione. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte Valentina Visentin. Vediamo notizie del Gazzettino. Un fatto davvero clamoroso a Venezia: le borseggiatrici stavolta hanno scippato una ministra del Brasile che era in visita a Venezia, la vedete con Roberto Ciambetti, con altre persone. Aveva detto: voglio fare un viaggio in vaporetto come una normale turista. Infatti, come una normale turista è stata rapinata. Malga chiusa per un cavillo, Mauro Corona non ci sta e attacca cultura italiana del disfare. E poi le altre notizie, tra queste anche i dati sugli eventi meteo estremi: inondazioni, caldo, incendi, congelamento, il Veneto quarto in Europa per il rischio di calamità. Ci torneremo ovviamente sull'apocalisse in Emilia-Romagna e sul Veneto, che è stato messo in sicurezza dopo il 2010. L'Emilia-Romagna invece i bacini di laminazione ne ha pochi, ne funziona 1 su 2, quindi ne parleremo dopo. Torniamo alla cronaca, al delitto di Varago. L'avvocato difensore dell'accoltellatore, che è Fabio Crea, ha detto che si è trattato di legittima difesa. Non è d'accordo il suo collega
Luciano Meneghetti, perché dice Aymen è morto subito, non avrebbe avuto il tempo di inseguire l'accoltellatore, quindi non ci sarebbe stata, secondo Meneghetti, legittima difesa. Vediamo. Secondo me si scardina la tesi della legittima difesa, anche se c'erano buoni elementi per ritenere che quanto affermato da Fiorindi fosse inventato circa la legittima difesa anche prima dell'autopsia. Non ha dubbi l'avvocato Meneghetti, è stato omicidio volontario. L'esame autoptico avrebbe dimostrato che il 17enne Aymen non avrebbe potuto fare nemmeno un passo, è stramazzato a terra in pochi istanti, mentre Fiorindi aveva detto agli investigatori di essere stato inseguito dalla vittima. Questo è un dato di fatto che esclude la tesi, sembra difensiva, del reo confesso, secondo cui lui sarebbe stato inseguito, cosa impossibile in base alla ferita per cui è morto Aymen. La difesa ha chiesto alla procura accertamenti esterni sul corpo di Elia Fiorindi, se avesse o meno contusioni e traumi, e gli esami tossicologici. Altro punto che l'avvocato tiene a precisare: non sarebbe mai stato trovato quel fantomatico coltello che secondo l'aggressore avrebbe avuto la vittima, colpita invece ben 4 volte dal suo assassino con un coltello a punta seghettato. 2 ferite, quella mortale sotto l'ascella che ha raggiunto il cuore, poi all'addome e 2 tagli alla schiena. E poi un altro elemento che mi preme e che era già prima evidente, se fosse vera la tesi di quanto sostenuto da Fiorindi circa la minaccia per avere della droga gratis, bisognerebbe dimostrare che Aymen fosse uno spacciatore. Gli amici, la scuola, chiunque hanno escluso che il 17enne, ha spiegato il legale, fosse dedito alla cessione di droga, e poi il giallo del cellulare di Aymen, dal quale lui non si separava mai. Il ragazzo non si separava mai dal cellulare, è uscito di casa, come visto per ultima volta dalla madre, con il cellulare in mano, è andato in una casa di amici dove ha passato una mezz'oretta. Gli stessi amici hanno detto che è uscito anche da quella casa con il cellulare in mano per andare in centro a Varago, quindi la cosa sicura è che lui aveva il cellulare. È arrivato il nulla osta per la sepoltura del 17enne, sarà l'ambasciata algerina a disporre tutti i documenti per il trasferimento della giovane vittima nel suo paese d'origine, forse già nei prossimi 2 giorni. Il servizio di Daniela Sizia aveva perseguitato e minacciato di morte la sua ex compagna, ed ora un pregiudicato calabrese di 34 anni vicino all''ndrangheta rischia 12 anni di carcere. 12 anni di carcere per aver perseguitato per 2 anni l'ex compagna. Il 34enne di origine calabrese ha minacciato, estorto denaro con metodo mafioso e aggredito la sua ex di 43 anni che abita nell'Alta Padovana. La pena è stata richiesta dal pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia di Venezia. Il 34enne è anche accusato di violenza privata, furto, lesioni volontarie, detenzione in luogo pubblico di armi e anche di incendio doloso. La storia tra i due era iniziata nel 2019, ma la natura violenta dell'uomo era subito emersa. Il 34enne, vicino alle cosche dell''ndrangheta, minacciava di sciogliere nell'acido o di sgozzare la donna, tanto che dopo la denuncia è stata costretta a cambiare casa. Il prossimo 8 giugno il giudice dovrà pronunciare la sua sentenza. L'avvocato della 43enne perseguitata ha chiesto anche un risarcimento danni di 150.000 euro. A Vicenza 350 casi di scarlattina dall'inizio dell'anno e c'è anche un boom di gastroenterite. Sentiamo cosa ci dice Carlo Alberto Inghilleri. Non è più tempo di pandemia, ma le emergenze sanitarie non mancano mai. Al San Bortolo di Vicenza l'ultimo picco è quello delle gastroenteriti, ma c'è anche l'allarme scarlattina. E così i camici bianchi e gli infermieri finiscono di nuovo sotto pressione. Insomma, a quanto pare dopo gli anni del Covid, trascorsi con mascherine, igiene e lockdown, batteri e virus tornano a colpire. In particolare le patologie virali dell'intestino contagiano i bambini e gli anziani, che in molti casi si rivolgono agli ambulatori del pronto soccorso. Sarebbero più di 40 al giorno gli accessi in pediatria. Sul fronte della scarlattina continua quella che potrebbe essere definita una pandemia. 350 i casi a Vicenza e nell'Ussotto dall'inizio dell'anno. Contagi e reinfezioni da streptococco che starebbero prolungando i focolai con un picco nella seconda metà di maggio.
Insomma, dopo bronchite e influenza c'è anche la scarlattina, ma la situazione è sotto controllo. E vediamo i titoli del Corriere del Veneto, anche qui si parla sempre comunque dell'Apocalisse in Emilia-Romagna, i veneti nel fango della Romagna, Claudio Cecchetto dice si cerca di tornare alla vita di tutti i giorni. E poi un dato davvero significativo, il Veneto venne salvato dai bacini di laminazione, ma in Emilia-Romagna, meno cementificata, 1 su 2 non funziona. E qui bisogna dire che il Veneto è stato messo in sicurezza e ha imparato la lezione dopo le grandi inondazioni, le alluvioni del 2010 e del 2012, poi è successo dell'altro ancora nel 2018 e il Veneto si è prodigato perché i lavori in 900 cantieri che erano stati aperti quasi subito arrivassero alla conclusione. Ci sono ancora, stando a Luigi Dal Paus, professor Luigi Dal Paus, che è il massimo esperto di ingegneria idraulica e quindi di dissesti idrogeologici, molti punti in cui il Veneto è ancora a rischio, per esempio il Piave, abbiamo visto prima, serve un bacino di laminazione a monte del Piave per evitare che questo fiume si ingrossi e diciamo, provochi dei danni gravissimi. Ma altrove, per esempio a Caldogno, sopra Vicenza, il bacino, la cassa di laminazione, questi grossi laghi artificiali hanno impedito che la situazione precipitasse. Se oggi in Emilia-Romagna ci fossero stati gli interventi che sono stati fatti a suo tempo in Veneto, ci sarebbero stati danni comunque gravi, perché 400 mm di pioggia sono quanto piove in 6 mesi durante l'anno, ma certo sarebbero stati danni sicuramente più contenuti. Sappiamo sempre intervenire in maniera molto efficace, però è un paese il nostro dove la prevenzione è ancora un po', lascia molto a desiderare. Vediamo, tornando all'Emilia-Romagna e anche a quanto sta facendo il Veneto, che si muove sempre per aiutare le altre popolazioni colpite dalle calamità, vediamo Vigili del Fuoco veneti in Emilia. Sono 85 vigili del fuoco veneti che sono partiti per soccorrere le popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione. Da tutte le province della regione si sono mossi pompieri specializzati nel contrasto del rischio acquatico, soccorritori, sommozzatori e operatori specializzati nelle operazioni di pompaggio dell'acqua. I soccorritori veneti stanno prestando aiuto nelle province di Ravenna, Forlì, Cesena e Bologna. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha inviato più di 900 pompieri e oltre 300 mezzi. Sono più di 2000 le operazioni di soccorso ai cittadini, come questa a Forlì, in cui sono stati evacuati 40 appartamenti. Dalla provincia di Venezia sono partiti 19 soccorritori, 13 da Padova, 12 da Vicenza e da Belluno, 11 da Verona, 10 da Treviso e 7 dalla provincia di Rovigo. Servizio di Francesco Rattai, sentiamo altre testimonianze in diretta raccolte dal Corriere della Sera, vediamo. Ad esempio sfollare i piani terra anziché sfollare chiunque, ma 5 giorni prima, perché si sapeva, io lo sapevo già che arrivava, e quindi 5 giorni prima una mappetta con i nomi delle strade di Forlì che attigue al montone e pensare che esiste una diga, dire andate via i piani terra, perché so che ci sono dei morti e questa è la cosa più importante. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie a voi. E vabbè, tanta gente che viene avvicinata dai giornalisti, ci sono centinaia di troupe televisive in Emilia-Romagna, ovviamente, per ovvie ragioni. Allora vediamo a Bassano del Grappa, Alex Giuliano ha sentito su questa apocalisse i bassanesi, sentiamo.
Abbiamo ancora negli occhi le immagini drammatiche dei problemi causati dal maltempo in Emilia-Romagna. Qui in Veneto, qui nel Bassanese, com'è la situazione, come la percepiscono i residenti? Perché oltre a possibili problemi idrogeologici, qui nell'area di Marostica, Bassano, Colceresa c'è il problema anche delle ciliegie, delle coltivazioni che stanno risentendo in maniera preoccupante proprio dei problemi climatici. Io ci penso sempre questi giorni qua che guardo i miei 2 piccoli ciliegi e penso a tutti i coltivatori che si trovano in condizioni prima di tanto secco e adesso con tutta questa acqua qua che rovina tutte le colture. Il problema c'è un po' dappertutto, anche se non è stato inondato, però il problema sussiste e mi dispiace per i coltivatori. Abbiamo visto anche oggi che siamo andati da un nostro amico a prendere il telone e non c'è niente, è tutto messo male insomma. E più quella che si butta via adesso fa quella che si tiene. Io ho visto negli anni passati, lavorando in zona di Vicenza così, un sacco di quartieri a schiera con i garage, tutti si riempiono d'acqua. Anche qui a Sant'Eusebio ci sono state, secondo me, certe case sono state costruite senza pensare alla possibilità. E su una strada con tutti i garage che scendono, quando la strada si riempie, i garage, ho visto tranquilli, speriamo che non venga. C'è il problema delle coltivazioni, ad esempio le ciliegie. Sono tutte quante andate ormai, man mano che vengono rosse e così si rompono tutte e purtroppo ne buttano via più di metà. Io a casa ho parecchie piante e non ho ancora cominciato a raccogliere nulla, perciò anche quest'anno mi sa che siamo messi a zero proprio. Siamo messi a zero, davvero una situazione in Emilia-Romagna che impressiona. I veneti sono ancora, ricordano ancora cosa accadde qui e quindi sembra un po' di rivivere quei giorni, quello tsunami che inondò tante province, in particolare Vicenza e Padova. Lo scienziato e senatore del Partito Democratico, e qui siamo andati adesso sulla sanità, il senatore del PD Andrea Crisanti, ex direttore della microbiologia di Padova, lancia un disegno di legge, una petizione per chiedere che la politica venga esclusa dalle nomine nella sanità. Sentiamo cosa ci racconta Francesco Rattai. Togliere ai presidenti delle regioni il potere di nominare i direttori generali, direttori sanitari e direttori amministrativi delle ULSS. È questa la petizione lanciata dal senatore PD Andrea Crisanti sulla piattaforma change.org a sostegno di una proposta di legge per togliere alla politica il potere di nomina nel campo della sanità. Quindi noi vogliamo creare una differenza di responsabilità tra il controllore, l'organo politico, che di fatto deve essere responsabile del budget e di come i soldi vengono spesi, e l'ente e colui che poi effettivamente dirige gli enti periferici, cioè il controllato. Crisanti, scienziato ed ex direttore della microbiologia dell'Università di Padova, molto noto in Veneto per il suo contributo alla lotta contro il Covid con il suo studio di Vo, era entrato in polemica col governatore Zaia per la gestione della pandemia e l'utilizzo dei tamponi rapidi per il tracciamento dei casi Covid. Crisanti però spiega, non c'è nulla di personale dietro questa petizione. Questa è una mia convinzione che ho da tantissimo tempo, guardi, qui non ci sta nulla di personale. Noi abbiamo una sanità che è allo stremo, Non è che devo stare a fare qui la retorica del sovraffollamento dei reparti di pronto soccorso o delle liste d'attesa o del fatto che l'aspettativa di vita in Italia è diminuita. Perché questo è sotto gli occhi di tutti, ma il risultato di questo viene da lontano, viene da 25 anni di controllo capillare politico della sanità, che a mio avviso va reciso. Per il senatore Crisanti, le nomine gestite ora creano una catena di comando dalla quale sono escluse le esigenze dei pazienti, degli operatori sanitari, dei medici e delle comunità locali. Secondo noi dovrebbero essere nominati da un organo totalmente indipendente che nomina una commissione. In questa commissione noi chiediamo che ci siano rappresentanti dei medici e degli operatori sanitari dell'azienda che
che impiegherà il dirigente. Chiediamo che ci siano presenti rappresentanti delle organizzazioni dei pazienti. Servizio di Francesco Rattai. Giuseppe Dalben, direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, è stato nominato commissario dell'ULSS 1 Dolomiti. L'incarico è conferito fino all'attribuzione dell'incarico di direttore generale della medesima ULSS, salvo diverse determinazioni del presidente della giunta regionale, si legge nella nota della regione. Dalben mantiene l'incarico di direttore generale dell'azienda ospedale Università di Padova e come commissario a Belluno non percepirà stipendio. Il presidente della regione Luca Zaia, nel rinnovare il cordoglio per la prematura scomparsa della direttrice generale Maria Grazia Carraro, ha rivolto ad Dalben gli auguri di buon lavoro. Sicurezza stradale, sempre più incidenti, molto spesso sono giovanissimi al volante, ma ci sono persone di ogni età purtroppo che perdono la vita per a volte distrazione, per impreparazione, per vari motivi. Vediamo nelle scuole si tenta di fare educazione stradale fin dall'inizio con gli studenti. Vediamo. Buongiorno ai telespettatori, lo avete visto, questo è un simulatore, ma in realtà è quello che purtroppo accade davvero quasi ogni giorno sulle strade della Marca, sulle strade del Veneto. Ricordiamo fra l'altro che la Marca è davvero stata maglia nera l'anno scorso per incidenti stradali, per incidenti mortali. Quest'anno non sta andando meglio perché siamo già a 20 vittime e questa a San Liberale qui a Treviso è un'iniziativa importante, un'iniziativa per sensibilizzare proprio i giovani che sono i futuri automobilisti, perché l'abbiamo detto più volte, guidare è come avere un'arma. Dunque noi ne parliamo insieme al presidente, l'avvocato Michele Beni. Buongiorno. Buongiorno. Iniziative sono importanti, magari qui si scherza anche un po', però insomma l'argomento è un argomento serio. Allora, sicuramente è un argomento serio, la seconda edizione insieme per la sicurezza, voluta con vero entusiasmo da parte dell'Automobile Club Treviso. Abbiamo l'opportunità di avere uno simulatore crash test che viene offerto appunto dall'ACI, che noi abbiamo recuperato mettendolo a disposizione di tutte le scuole qua a Treviso. È interessante perché si vede, i ragazzi possono rendersi conto dal punto di vista pratico quali sono le conseguenze in caso di incidente stradale. E sì, giustamente lo scopo è anche quello di farli divertire, però credetemi che loro si spaventano perché anche prima cominciano a capire veramente l'utilità di una cintura di sicurezza che si deve tenere, ribadisco, davanti ma anche nei posti posteriori, ed è fondamentale perché ti consente di proteggerti in tutti i possibili incidenti. Può essere un tamponamento ma anche un ribaltamento come nel caso di specie. E fra l'altro insomma la macchina ribaltata dà il senso di quello che può accadere. Il senso, ma dal punto di vista anche fisico, cioè lo avverti e i ragazzi lo avvertono, ed è questo l'impatto, non solo fisicamente ma anche visivamente, da monitor che sono proiettati e che i ragazzi hanno modo, i presenti, di vedere quelli che non partecipano direttamente, e credetemi che sì, si rendono conto, ma vedete che prendono anche paura, quindi il messaggio arriva, cioè la pericolosità all'interno di un abitacolo. Ecco, fra l'altro lo vedete, non solo il simulatore, ma ci sono anche tutti i mezzi delle forze dell'ordine, tutti i mezzi dei soccorsi, dai vigili del fuoco, lo vediamo là, carabinieri, poi ci sono la polizia locale, la polizia stradale, il SUEM, insomma tutti insieme, e il direttore Angelo Centra, direttore dell'ACI, tutti insieme per far rete, per far squadra, per cercare di far passare un messaggio che è importantissimo. Sì, tutti insieme, perché insieme possiamo sconfiggere, speriamo, ma soprattutto ridurre drasticamente queste incidentalità che nella provincia di Treviso sono veramente importanti, e quindi queste sono iniziative che credo, anzi sono sicuro che ripeteremo anche nel prossimo futuro, sempre per sensibilizzare ma soprattutto per coinvolgere i ragazzi e non solo i ragazzi a vivere delle situazioni che possono capitare purtroppo nelle strade e purtroppo capitano. Ecco direttore, fra l'altro siamo già arrivati a 20 vittime dall'inizio dell'anno, quindi insomma è un trend che non sta andando meglio dell'anno scorso, quindi
più che mai adesso bisogna sensibilizzare proprio questi ragazzi che sono davvero i futuri automobilisti. Sensibilizzare e coinvolgerli, perché purtroppo questi numeri sono dei numeri un po' gravi, dobbiamo ridurli come dicevamo prima, e queste situazioni contribuiscono. Poi naturalmente tutto parte dalla propria responsabilità personale a poter condurre in maniera consapevole il veicolo, il mezzo, e stare attento alle regole della strada per se stessi ma anche per gli altri. Ecco, Presidente, cosa domandano i ragazzi di più? I ragazzi, allora, innanzitutto sono curiosi di vedere tutto, e mi riferisco non solo appunto al simulatore crash test ma anche a tutte le altre forze dell'ordine, quindi anche l'interno di un abitacolo di una polizia, di un veicolo della polizia stradale, come di una polizia locale, come anche dei pompieri. Perché sono quei mezzi che alla fine ti vengono a soccorrere nel momento del bisogno e quindi diventano il riferimento importante. La loro necessità è capire concretamente, pur divertendosi, quali sono effettivamente le conseguenze derivate da una conduzione di un veicolo irregolare. Può essere eccesso di velocità. Attenzione che qui non ci occupiamo solo di veicoli ma anche di biciclette, e quindi si passa dal pedone alla bici, al motoveicolo e all'autoveicolo, perché il pericolo per i giovani è dato adesso, soprattutto nel periodo estivo, dai motoveicoli, perché è uno dei strumenti più facilmente utilizzabili ma anche più pericolosi. Io insomma sono un appassionato di moto e posso dire che in moto bisogna avere gli occhi a 360 gradi, perché dobbiamo sempre guardarci attorno per i pericoli che provengono da altri veicoli. Tu puoi essere il più diligente possibile, ma sei più esposto per ovvie ragioni a un pericolo e anche al pericolo di farti del male, seriamente male. Quindi io qua devo ringraziare tutte le forze dell'ordine, perché è con loro che insieme siamo riusciti a organizzare questa seconda edizione, che viene sempre più apprezzata. L'abbiamo vista con Conegliano 2 settimane fa, lo vediamo ora, e crediamo che questo sia un valido strumento non solo per i giovani, perché oggi abbiamo tutti gli studenti, ma potrebbero essere benissimo gli adulti e gli anziani, perché tutti hanno bisogno di ripassare e di rendersi conto dei pericoli. Certo, come abbiamo sempre detto, non solo giovani, ma ci sono anche gli adulti, ci sono gli anziani, chiunque insomma, quando si mette alla guida di un veicolo, si mette alla guida di un'auto ma anche di una moto. L'abbiamo visto purtroppo ieri con l'ennesimo incidente stradale grave sul Fadalto. Insomma, tutti devono prestare massima attenzione per ridurre il più possibile il numero delle vittime e ridurre il numero dei feriti. Lo vedete, ve lo faccio vedere proprio ancora, la macchina dei carabinieri là davanti, lo vedete, ci sono i ragazzi che sono entrati, così come un po' in tutte le forze dell'ordine, stanno insomma guardando, tastando, stanno vedendo, e sono proprio loro, sono le forze dell'ordine, il SUEM e i vigili del fuoco, che intervengono in caso di soccorso. Dunque iniziative come queste che sono davvero importanti, l'abbiamo detto, per far rete, per far squadra, ma soprattutto per far capire ai giovani, ma non solo, l'importanza di stare alla guida insomma e di guidare in maniera corretta. Qui da San Liberale Treviso è tutto, la linea allo studio. Grazie molte Daniela Sizzia da San Liberale. Allora vediamo cosa sta succedendo sul versante dell'autonomia. L'autonomia, il DDL Calderoli è arrivato in Parlamento, ma ci sono già le prime trappole, escono delle bozze di disposizioni del centro di ricerche del Senato, l'ufficio tecnico del Senato, che avrebbe parlato di costi troppo alti. Elly Schlein ovviamente coglie la palla al balzo e dice che per l'autonomia serve una moratoria, quindi bisognerebbe aspettare ancora, dopo 2035 giorni dal referendum a cui hanno partecipato in massa i veneti. Addirittura c'è chi propone un altro referendum, cioè cose da matti. Ma perché hanno così paura dell'autonomia? Lo sappiamo perché hanno paura. Ieri sera ne abbiamo parlato a Focus, ci sono sospetti su questa bozza che parrebbe sia stata fatta uscire da Fratelli d'Italia. Sentiamo cosa ha detto ieri per Fratelli d'Italia Roberto Fava a Focus, vediamo. Il governo e in particolare Meloni stia dimostrando che quello che dice lo fa, e se la riforma dell'autonomia andrà avanti e sta andando avanti ed è approdata in Consiglio dei Ministri, ricordiamolo, perché la Lega ha approvato con tutti gli altri partiti di centrosinistra, facendo i governi con i 5 Stelle,
e non si è mosso un chiodo. Se la riforma dell'autonomia è arrivata al Consiglio dei Ministri e quindi ha dato avvio all'iter parlamentare, è merito di Fratelli d'Italia, cioè non scordiamocelo. Se è scritto nel patto di governo per questi 5 anni, perché questo governo durerà 5 anni, che si mettano il cuore in pace un po' tutti, se è scritto che la riforma dell'autonomia si attuerà, il primo passo è stato averla portata in Consiglio dei Ministri e lo ha fatto la Presidente del Consiglio, quindi questo credo sia un dato innegabile. Oggi non so di cosa stiamo discutendo perché non credo sia in discussione questa cosa qui, ma è un fatto innegabile. Quindi io mi sento di dire che, come si sta avvenendo in questi 6 mesi, e ripeto, il passaggio sull'autonomia è un passaggio che dimostra questo, l'autonomia avrà il suo percorso, andrà avanti. Certo che ci saranno delle resistenze, però l'autonomia è assunzione di responsabilità. Adesso io sposo quello che ha detto ovviamente l'amico qui Botero, ma è questo che pensiamo tutti, non è un danno verso qualcuno, è l'assunzione di responsabilità per chi amministra. Chi amministra si assume la responsabilità di farlo nel modo con cui lo si deve fare correttamente e non come tante volte siamo abituati a fare. Grazie Fava. Allora questo era Roberto Fava, consigliere provinciale per Fratelli d'Italia a Treviso. Vediamo cosa potrebbe accadere a Padova. Ci potrebbero essere possibili tensioni perché è stata annunciata la presenza del leader di estrema destra di Forza Nuova, Roberto Fiore. Massima allerta domani a Padova dal punto di vista dell'ordine pubblico, perché è stata annunciata la presenza alle 10:30 del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, per una conferenza stampa davanti alla prefettura. L'esponente del movimento di estrema destra viene a Padova dopo che l'onorevole del Partito Democratico, Alessandro Zan, ha annunciato un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno, Piantedosi, per l'apertura del circolo Bucranio all'interno della sede di Forza Nuova, all'Arcella in via Dal Santo. La sua presenza, come sempre, crea allerta per le possibili contestazioni da parte dei centri sociali. Forza Nuova è più viva che mai e si prende il suo posto nelle piazze a fianco del popolo, hanno scritto in una nota i membri del direttivo veneto, ricordando l'anno in carcere trascorso da Roberto Fiore dopo la manifestazione a Roma e l'assalto contro la sede della CGIL. Allora, oggi vediamo il titolo del giornale di Augusto Minzolini. Oggi le dimissioni di Berlusconi, l'attesa fuori dal San Raffaele. Guardate quanti microfoni, quante telecamere per le dimissioni dall'ospedale San Raffaele del presidente di Forza Italia. Un'altra notizia che merita di essere così valutata: faccia a faccia di fuoco Trudeau-Meloni sui diritti LGBT. Ecco cos'è successo. In sostanza Trudeau è stato molto critico con l'Italia per quanto riguarda i diritti LGBT e Giorgia Meloni ci sono delle immagini in cui le espressioni della Meloni sono a dir poco sconcertate ed irritate. Adesso andiamo da Luisa Bertini in diretta da Vicenza perché continuano le minacce e le intimidazioni ai sindaci. Ieri ad Arzignano è arrivata una pallottola alla sindaca di Arzignano, ma ci sono altre intimidazioni di cui vi abbiamo parlato e Luisa Bertini è andata a trovare il prefetto e le lasciamo subito la linea a te Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia del prefetto di Vicenza, il signor Salvatore Caccamo, per parlare di atti intimidatori rivolti ai sindaci, l'ultimo dei quali quello che ha interessato il sindaco di Arzignano, Alessia Bevilacqua. Però è un trend che qui a Vicenza in realtà quello degli atti intimidatori si allinea con quello del 2022 e l'ultimo episodio, lei dice, è stato un caso isolato. Sì, io lo classificherei come un caso isolato e soprattutto un caso da non destare preoccupazione e allarme. Come ha detto lei, anche nella provincia di Vicenza il trend è in diminuzione. Tra l'altro l'Osservatorio Nazionale per la valutazione e l'esame degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori ha confermato questo trend in diminuzione,
che già si era registrato nel 2022, quindi anche nel primo trimestre del 2023 è confermato il dato in decremento. Quindi per quanto riguarda Arzignano sicuramente, come avete pure appreso dalle attività di indagine sinora condotte, è un gesto da ricondurre all'azione di un balordo, lo definirei, ma un soggetto già conosciuto, tra l'altro seguito anche dai servizi sociali del comune, e nei confronti del quale noi adesso appronteremo quelle misure di prevenzione che sono previste proprio per atti di questo genere. Quindi al di là delle prontissime misure di vigilanza che sono state adottate in seno al Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica nei confronti del sindaco, ma anche quella è una misura di prevenzione, non deve destare allarme e preoccupazione, tant'è che io personalmente ho interloquito col sindaco, ho rappresentato che in casi del genere vengono, come da procedura, vengono attuate poi delle misure precauzionali, cosa che è stato fatto prontamente in sede di riunione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica. Ecco, ovviamente condanna del gesto da parte delle istituzioni e anche vicinanza. Lei mi dice uno strumento di vicinanza nei confronti dei sindaci sono questi comitati di sicurezza che lei ha disposto di svolgere in maniera itinerante di comune in comune. Sì. Assolutamente fondamentale, la vicinanza agli amministratori comunali è proprio il nostro ruolo, ma la vicinanza non è una vicinanza soltanto fisica perché ci rechiamo direttamente presso i comuni, è una vicinanza che consiste nel capire direttamente dalla voce dei sindaci e degli amministratori quali sono le attività che stanno ponendo in essere e capire se ci sono delle criticità che possono costituire oggetto di approfondimento da parte del sottoscritto e dei rappresentanti delle forze di polizia. Quindi i comitati itineranti hanno questa finalità, come ho detto, rappresentare questa vicinanza istituzionale e soprattutto un rapporto interistituzionale costruttivo e che ci dia le basi per poter intravedere poi delle misure atte a garantire ulteriormente la cornice di sicurezza presso le comunità locali e poi anche capire quali sono le esigenze dettate dal territorio, quindi ovviamente i cittadini, sempre in chiave di prevenzione, ma soprattutto di rafforzare sempre di più la sicurezza e la serenità e la vivibilità dei territori. Ecco, io ringrazio il prefetto di Vicenza Salvatore Caccamo e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie molte a Luisa Bertini e al prefetto di Vicenza. I giornali continuano a raccontare l'agonia delle persone che sono morte e che hanno sofferto in mezzo all'acqua fredda o freddo, i mobili galleggiano, morire al telefono con la vicina per l'alluvione. È trovato un altro corpo, i morti salgono a 14, rivediamo le testimonianze di alcune persone intervistate dal Corriere della Sera. C'è stata una piccola esondazione, ma non con questa violenza, con questo... Case, guardi, questo è quello che una piccola parte di quello che abbiamo in casa, quindi il fango che è rimasto da tutte le parti. Non abbiamo più niente. Poi noi siamo fortunati, abbiamo un appartamento sopra, per cui possiamo tornare a letto la sera, a differenza di tanti altri che questo purtroppo non lo possono fare. Però ognuno di noi conta i propri danni. Ognuno di noi conta i propri danni, tante troupe delle televisioni, non solo italiane, ma che sono arrivate da tutto il mondo per raccontare questa immane tragedia. Andiamo in pubblicità, pochi minuti e poi torniamo in diretta con Focus TG. Ha ripreso a piovere intensamente in Emilia-Romagna, soprattutto sopra Ravenna e Ferrara. Ci sono altre evacuazioni, si temono altre piene dei fiumi. Ricordiamo che sono esondati 21 corsi d'acqua, soccorsi anche nella notte. Vediamo
queste immagini, come sempre i vigili del fuoco sono sempre presenti in queste situazioni. È abbastanza paradossale, i vigili del fuoco dovrebbero occuparsi solo di incendi, poi alla fine si occupano spessissimo purtroppo nel nostro paese anche di alluvioni, e qui li vediamo intervenire con l'elicottero, si calano e in questo modo hanno salvato tantissime persone. Qui hanno soccorso una famiglia e portato sull'elicottero un bambino di appena 2 anni. Ci sono ancora dispersi, per cui il bilancio potrebbe aggravarsi. Siamo ormai a 14 vittime, ma è un bilancio che potrebbe ovviamente far aumentare il numero dei morti. Tantissime le persone migliaia le persone che sono rimaste senza luce, molte hanno trovato riparo in strutture messe a disposizione da altri comuni che non sono stati colpiti da questa alluvione, e ancora allarme rosso per il maltempo, perché si teme che le condizioni meteorologiche possano nuovamente peggiorare anche molto rapidamente. Martedì prossimo in questo studio il confronto tra i candidati sindaci di Vicenza che andranno al ballottaggio, e cioè Francesco Rucco e Giacomo Possamai. Saranno qui in questo studio alle 21:15 la sera a Focus e avranno modo di confrontarsi. Sarà un duello davvero molto importante, in esclusiva su Rete Veneta, e si sta ovviamente analizzando il voto, si stanno analizzando i risultati di queste elezioni amministrative a Vicenza e altrove, ma vediamo proprio l'analisi dei 2 contendenti che si scontreranno qui a Focus martedì sera. Partiamo da Francesco Rucco. Il grande flop dei partiti di centrodestra. A Vicenza Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia perdono consensi e tutti insieme fanno il 19,86%. In 3 valgono meno della sola lista del sindaco Francesco Rucco, che si ripete al 24%, un risultato lusinghiero per una civica, perché a 5 anni di distanza riesce nell'impresa di bissare il successo del 2018 e di confermarsi come forza politica più votata in città. Insomma, questa tornata elettorale, nei numeri, dice che non è Francesco Rucco a essere stato sostenuto dai partiti di centrodestra, ma l'esatto contrario. È lui che ha sostenuto il centrodestra. Adesso però al ballottaggio toccherà a Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia dare un segnale. L'analisi del voto si basa su dati oggettivi, un grande risultato della lista civica Rucco Sindaco, un attestato di fiducia, ringrazio per questo i vicentini, di una conferma rispetto ai risultati del 2018 che sono sostanzialmente identici, quindi una forza trainante civica di una coalizione che adesso, formata dai partiti, deve correre pancia a terra in tutti i quartieri, persona per persona, spiegando ciò che abbiamo fatto per la città e ciò che andremo a fare per la nostra città per il futuro. Francesco Rucco, adesso vediamo l'analisi del voto di Carlo Alberto Inghilleri per quanto riguarda lo sfidante Giacomo Possamai. Sentiamo. Sicuramente abbiamo fatto un buon risultato, siamo andati al di là di quello che pensavamo e che ci aspettavamo, dopodiché siamo consapevoli che adesso inizia un'altra partita. Un buon risultato. Giacomo Possamai è soddisfatto per il primo turno. Francesco Rucco si è fermato al 44,06%, mentre lui è arrivato al 46,23%. Anche dalle sue parti, però, ci sarebbe poco da esultare, perché al flop dei partiti di centrodestra fa da contraltare il flop dei partiti di centrosinistra, con il PD che alle amministrative del 2018 era al 23,88%, alle politiche di 8 mesi fa era al 21%, mentre in queste elezioni è calato al 14,66%. Insomma, l'effetto Elish Line non è pervenuto, a meno che non sia questo, e allora non sarebbe un grande successo.
Tanto più se si considera che il Partito Democratico per vincere a Vicenza ha investito sul proprio capogruppo in Consiglio regionale che con la sua lista, Possamai sindaco, ha però raccolto il 13,1%, la metà, poco più della metà, della civica di Francesco Rucco. In effetti, nonostante il suo calo, il PD, tra tutte le forze a sostegno di Possamai, è quella che ha dato al candidato di centrosinistra più voti, il 14,66%, più di quanto Fratelli d'Italia, il primo partito italiano, abbia dato a Rucco. A questi voti bisogna unire quelli degli altri partiti. Europa Verde e Sinistra Italiana hanno conferito al candidato di centrosinistra un ulteriore 5,3, mentre Azione con Italia Viva hanno sommato il loro 3,51%, totale 23,47 punti, che significa che Possamai prende dai partiti appena più della metà del suo risultato totale, l'esatto contrario di Rucco, che invece con la sua lista civica da sola prende più di quello che gli hanno dato i partiti. Insomma, i numeri dicono che è Francesco Rucco, che tra l'altro non ha tessere, il candidato civico, mentre Giacomo Possamai è il candidato più di partito. Ed il paradosso vicentino è proprio questo: i partiti calano sì, ma a centrosinistra fanno ancora la differenza, a centrodestra invece è la civica a tenere in piedi la coalizione. Al ballottaggio il confronto sarà anche questo: liste civiche e partiti che continueranno a sostenere i propri candidati. Chi emergerà alla fine? Ai vicentini l'ultima parola. Ai vicentini l'ardua sentenza, e li avremo qui sia Rucco che Possamai, vi dicevo, martedì 23 alla sera. Vediamo adesso il trionfo di Mario Conte, il sindaco di Treviso riconfermato con un risultato plebiscitario e che sta preparando la nuova giunta, e subito dopo l'elezione, sotto la loggia dei 300 a Treviso, c'era stata una conferenza stampa di Conte, c'erano Luca Zaia, l'ex sindaco Giancarlo Gentilini e il segretario provinciale della Lega di Treviso, Dimitri Coin. Risentiamo cosa avevano detto. Ho la fortuna di avere come discepoli il presidente della regione Veneto e il sindaco di Treviso. Questi mi daranno la garanzia che la storia iniziata nel 1994 continuerà, perché sia chiaro, loro amano come Gentilini, amano il popolo e la città, devono essere in mezzo al popolo 24 ore su 24. Io non tollero che siano seduti sugli scranni dorati, no, io dicevo che volevo le sedie con i pungiglioni in modo da restare il meno possibile seduti sulle sedie, sempre di corsa. Continuate così e io posso, chi non lascia eredità d'affetti poca gioia nell'urna, ma io posso riposare tranquillo perché loro sono... no, ragazzi, la storia è fatta, la vita comincia e finisce, ma è l'importante lasciare coloro che continueranno l'opera iniziata dai E questo era lo sceriffo Giancarlo Gentilini, che ha percorso tutto il tragitto dal ristorante Dumori, dove continua ad andare a pranzare, fino a Palazzo dei 300, dove aveva poi incontrato Zaia, il trionfatore Conte e Dimitri Coin. Adesso vediamo il welfare in Veneto. C'è un convegno di Veneto Lavoro che ha parlato di questo, di un tema fondamentale, molto importante. Ce ne parla Alex Giuliano. Il welfare aziendale in Veneto fa segnalare un'inversione di tendenza rispetto al passato. Il trend dell'era post-Covid è quello di prediligere il benessere lavorativo al salario.
Dunque, per la maggior parte dei lavoratori è più importante avere tempo libero e condizioni di lavoro flessibili piuttosto che il classico aumento di stipendio. Ormai i lavoratori quello che chiedono non è più salario, ma è tempo libero, è la qualità della vita, è la sensazione che valga più l'istante rispetto a un tempo lungo della vita. Oggi non si parla più quindi di salario, ma di welfario, è una nuova terminologia che identifica un modo nuovo di far lavoro. Proprio nel nostro territorio si è svolta una vera e propria maratona di eventi organizzata da Veneto Welfare e promossa da Veneto Lavoro e Regione del Veneto per riflettere sulle tematiche del welfare. Credo diventi sempre più importante proprio per le difficoltà create dall'era Covid. Il tessuto produttivo è cambiato, le relazioni sociali sono cambiate, le esigenze probabilmente familiari e anche educative, nel caso nostro specifico di questo contesto, sono profondamente cambiate, per cui un dialogo aperto e un confronto attivo diventa assolutamente fondamentale. La cosa più interessante che abbiamo comunicato in questi giorni è che in pochi anni siamo passati dal 33% al 42% di adesione alla previdenza complementare pensionistica. Un aspetto importante che conferma come i lavoratori in Veneto abbiano deciso di utilizzare il sistema della pensione complementare di natura contrattuale per poter sostenere l'impegno futuro di uscita dal mondo del lavoro. Restiamo a Bassano del Grappa, dopo la lettera inviata da Baxi, stiamo parlando di imprese, al sindaco e ai consiglieri comunali di Bassano. Ora i sindacati pretendono una riunione con l'azienda per capire cosa stia accadendo e quali siano le prospettive per quanto riguarda i posti di lavoro. La posizione di Baxi non può che mettere in allarme tutta l'azienda e tutto il bassanese. A dirlo, lanciando l'allarme, sono i sindacati che con una nota emessa nelle scorse ore hanno puntato il dito contro la scelta di Baxi di mettere alle strette la politica cittadina sul domino che parte dall'ex IAR e arriva a San Lazzaro. In sostanza, se Pengo si sposterà nelle campagne a sud del centro, si libereranno spazi nei capannoni a ridosso della Baxi, che potrà così ampliare le proprie linee per la prossima generazione di caldaie. In caso contrario, l'azienda ha fatto sapere che c'è il rischio fortissimo di una delocalizzazione, con la perdita di almeno 700 posti di lavoro. Quest'ultima informazione ha fatto saltare sulla sedia lavoratori e sindacati che hanno richiesto un incontro immediato con l'amministratore delegato. Ci dispiace, ma questo è sostanzialmente un colpo basso, lo strappo va ricucito e le organizzazioni sindacali, gli attori che sono coinvolti in questo processo devono essere informati per tempo e prima di fare questo genere di dichiarazioni che magari sono in parte provocatorie. La posizione di Baxi in questa vicenda viene definita da molti come una provocazione, dato che i tempi posti all'attenzione della politica cittadina sono strettissimi. Per altri, invece, si tratta di un ricatto occupazionale. Penso io mi auguro che sia una provocazione per spingere e fare in modo di stringere i tempi. Io spero che non sia un ricatto, io mi riservo di fare eventuali altre dichiarazioni dopo l'incontro che avremo con la proprietà. Per i sindacati il tema fondamentale è trovare una strada, una mediazione, salvaguardare l'ambiente e la campagna, ma anche i posti di lavoro. Insomma, quella strategia a medio e lungo termine che secondo molti bassanesi è mancata in seno all'amministrazione Pavan. Penso che le parti sociali, la dico in battuta, in casi come questi dovrebbero sedersi dentro ad una stanza per 10 ore, 10 giorni, quel che serve, ed uscire con una mediazione. Io credo che non può esserci o A o B. Entrambe le parti vanno salvaguardate. Ora io voglio salvaguardare l'aspetto dell'ambiente e voglio salvaguardare 900 famiglie che vivono sul territorio e non posso pensare o una o l'altra. Entrambe le parti perderanno qualcosa probabilmente, ma il valore del bene comune è maggiore. È un costo garantire il valore del bene comune? Sì, vabbè, qualcuno lo deve tirare fuori sto costo. E su questa intricata vicenda che coinvolge Baxi e Pengo, l'ex IAR e San Lazzaro, interviene Europa Verde. Sentiamo cosa ha detto a Ferdinando Garavello, questo esponente di Europa Verde. Vediamo.
Una fabbrica può durare 5 anni, 10 anni, 20 anni e poi che cosa ne facciamo quando abbiamo ucciso il territorio? Non è che domani mattina dove c'è il cemento ci pianti il grano turco e lo raccogli. Non funziona così. Da una parte la fabbrica, ovvero Baxi e Pengo, con il domino di spazi che va dall'ex IAR a San Lazzaro. Dall'altra l'ambiente, il suolo, l'ultimo lembo di Campagna Bassanese. Rischia di profilarsi sulle due rive della Brenta questo scontro fra ambiente e lavoro, ma ormai è chiara la necessità di trovare una strategia che salvaguardi entrambi. Siamo semplicemente qui a compendiare compendiare le esigenze legittime del privato con il bene pubblico. Il tema del consumo di suolo e della sicurezza idrogeologica è di grande importanza proprio in queste ore. Abbiamo a 300 km da qui tanti nostri compatrioti che stanno morendo e hanno disagi grandissimi per uno sviluppo idrogeologico non tenuto in considerazione, e noi queste preoccupazioni ce le abbiamo. Europa Verde suggerisce che al netto dei progetti su San Lazzaro ci sono molte altre aree utilizzabili per l'allargamento di attività già esistenti. Sono scelte che marchieranno profondamente il nostro territorio, quindi crediamo che in questo momento nell'area bassanese e non solo ci siano altre possibilità di aree già utilizzate, dismesse, da ribonificare, da utilizzare. C'è quindi un'altra strada che non prevede lo scontro fra ambiente, lavoro, sviluppo e protezione del suolo, lo prevede anche la Costituzione. La nostra Carta Costituzionale lo prevede che l'interesse privato non può prevaricare l'interesse pubblico, quindi noi chiediamo che la politica faccia e la società facciano il loro lavoro. Insomma, la virtù sta nel mezzo, dicevano i latini, bisogna conciliare l'esigenza dello sviluppo economico e imprenditoriale, cioè il poter andare avanti con le imprese e farle crescere con la tutela del territorio. Se quello che è accaduto in Emilia-Romagna è dipeso certamente dai cambiamenti climatici, va anche detto che noi abbiamo cementificato troppo in questo paese e le conseguenze sono queste: il terreno non assorbe più l'acqua che rimane in superficie, non va nelle falde e poi ci lamentiamo delle alluvioni e anche della siccità. Vediamo il titolo del Fatto Quotidiano: la beffa della prevenzione del rischio. 11.000 progetti finanziati in 20 anni, meno di 1 su 2 ha visto la luce. 14 morti, oltre 10.000 sfollati, riapre la 14, dati che fornisce anche questo giornale. Nei nostri TG di ieri vi abbiamo parlato degli alberi che sono stati tagliati a insaputa dei cittadini a Vastagna, in via Rialto. Abbiamo riportato le reazioni della popolazione. Sentiamo cosa dice oggi il sindaco. Noi abbiamo avuto negli anni tante segnalazioni per il degrado in cui versava quella zona, e come abbiamo anticipato sia nella campagna elettorale, nel programma elettorale, quando abbiamo detto che l'obiettivo primario di questa amministrazione è valorizzare i bei luoghi del nostro territorio, da tempo abbiamo pianificato di fare un intervento su quell'area là. Dunque si tratta di un'opera pianificata da tempo, quella in via Rialto a Vastagna. Il sindaco Luca Ferrazzoli spiega che il tratto di marciapiede in questione era in condizioni tali da dover essere oggetto di un intervento radicale di sistemazione. Nessuna paura, dice, verranno piantati degli altri alberi. Un intervento che prevede la completa rimozione dell'asfaltatura, perché ricordiamo che lì vi era un asfalto ammalorato. Avevamo, come detto, avuto varie segnalazioni anche dei cittadini, anche con il rischio di cadute. Una parte di questo ammaloramento era dovuto anche alla presenza degli alberi, quindi si è riprogettato tutto tenendo conto anche di riposizionare 18 alberi lecci per dare continuità all'intero viale. 265.000 euro il costo totale dell'opera, che prevede, oltre all'illuminazione a LED, anche l'eliminazione delle barriere architettoniche. In questo momento l'accesso ad alcuni è precluso proprio per la presenza di un gradino. Poi mi piace segnalare che si tratta sostanzialmente di uno stralcio funzionale, perché si inserisce in un'ottica di valorizzazione dell'intera area. E il sindaco risponde a coloro che hanno sollevato polemiche sulla mancata comunicazione ai cittadini del taglio delle piante.
è un diritto essere informati, ma è anche un dovere, e quindi prima di lamentarsi e di dire che certe cose non sono state comunicate, non sono state dette, ecco, se partecipassero di più i consigli comunali credo che avrebbero meno cose da dire. È una frecciatina del sindaco ai suoi cittadini, servizio di Monica Smiderle. Andiamo a Venezia, dove ieri c'è stata la protesta degli studenti con le tende sotto Cafarsetti, protestavano contro il sindaco Brugnaro, poi si sono spostati a Marghera per continuare la manifestazione, ma sul piano della mancata residenzialità per i giovani. Vediamo. E lo striscione strappato e spedito dallo scorrere del tempo a raccontare l'incuria e l'abbandono di questo come di altri palazzi e strutture della città. Ridare vita ad uno spazio abbandonato è necessario in questa città, soprattutto per quanto riguarda tutti i giovani che non hanno uno spazio dove stare. Dalle tende di Cafarsetti al flash mob pomeridiano di via Fratelli Bandiera a Marghera, di ragazzi e collettivi studenteschi contro i famosi buchi neri, centrando il più che mai attuale tema della residenzialità a loro dedicata. Abbiamo preso questa struttura per ricollegarci alle tante mobilitazioni che si stanno dando in questi giorni in Italia, portate avanti dagli studenti e dalle studentesse universitarie, ma quello per cui siamo qua oggi come Pandora è cercare di allargare il discorso non solo a una questione appunto studentesca, ma a una questione giovanile in generale. Edificio scelto dai ragazzi non a caso, secondo progetti del 2019 di Esio Comune, sarebbe dovuto diventare nell'arco di 3-4 anni un nuovo polo di alloggi per studenti e giovani residenti, ma così, come è evidente, non è stato. Questo progetto, come tanti altri progetti nella nostra città, dimostra per alcuni aspetti la mancanza di una prospettiva reale sui progetti di residenzialità anche giovanili. Flash mob per dare anche una nuova chiave di lettura sulla questione degrado. Uno dei nostri slogan è il vero degrado è l'abbandono, e il degrado non si risolve militarizzando le strade delle nostre città, non si risolve tagliando i servizi, ma si risolve offrendo opportunità e soprattutto ridando vita a tutti quei luoghi che in questo momento sono abbandonati. E vediamo la proposta di riqualificazione dell'area ex Nigi a Mogliano Veneto, un investimento di 3,5 milioni di euro, e un ipermercato e anche le sedi della protezione civile e della polizia locale. Servizio di Edi Kaliman. Quest'area, che è un'area strategica della città, che sta proprio alla porta nord della nostra città, viene recuperata con questo intervento, che è un intervento di rigenerazione urbana. Questo fabbricato, che è un fabbricato storico, che ha una sua dignità architettonica, viene recuperato, non viene costruito un solo metro cubo nuovo, ma viene restaurato e viene data una nuova funzione, una funzione commerciale, non nella sua totalità, che sono 11.000 metri quadri il fabbricato, ma in una parte si parla di 4.000 metri quadri di trasformazione a commerciale. Un progetto di riqualificazione di un'intera area dismessa. L'ex maglificio, costruito negli anni 60, è stato il risultato degli stringenti vincoli estetici che l'amministrazione comunale di allora pose, vista la posizione lungo la strada napoleonica e la vicinanza a ben 2 ville venete. Un'area che non sarà demolita, ma riqualificata. Un investimento importante, ma che soprattutto porta un beneficio pubblico alla città di Mogliano Veneto enorme. Parliamo di 3.660.000 euro in opere, 2 opere fondamentali che costituiscono la nostra cittadella della sicurezza. Quindi la sede della polizia locale, del corpo intercomunale di polizia locale tra i comuni di Mogliano, Casiere e Preganziol, e la sede della protezione civile di Mogliano Veneto. I lavori di manutenzione e consolidamento strutturale del fabbricato sono già iniziati, ma per il completamento del progetto si dovrà aspettare il 2025. L'iter urbanistico è molto lungo, perché si tratta di fare una variante, seppur semplificata, al PAT, ma anche dobbiamo fare una variante al nostro piano degli interventi, e poi il procedimento è sottoposto anche a valutazione di impatto ambientale da parte della provincia, quindi l'iter è abbastanza lungo e si parla di taglio del nastro nel 2025. L'opposizione non ci sta e promette battaglia in Consiglio Comunale. Sentiamo.
Un progetto di cui non sapevamo praticamente nulla, si fa tanto vociferare in paese ormai da qualche anno di questo accordo sull'area ex Nigi, però come tutte quante le varianti al piano degli interventi, prima di dire si fa, deve essere approvata dal Consiglio Comunale. Arriva come una doccia fredda per l'opposizione di Mogliano Veneto la notizia della conferenza stampa per presentare il progetto definitivo di riqualificazione dell'area ex Nigi. Stante le pianificazioni urbanistiche vigenti e previste dal piano d'assetto del territorio approvato dal centro-sinistra, in quell'area si era tolta la possibilità di far sorgere un centro commerciale e abbassato a 1.500 metri quadri la possibilità di costruire, contro i 4.000 previsti. Dato il mancato passaggio in Consiglio Comunale per l'approvazione della deroga al piano, l'opposizione promette battaglia. Purtroppo questa possibilità non ci viene data perché il sindaco a colpi di maggioranza pensa già che questo sia un dato scontato, ma vi posso assicurare che un dato scontato non sarà, perché da oggi partirà una battaglia in città molto dura che la porteremo fino a dentro al Consiglio Comunale e non è una battaglia già scritta. Sbagliata per l'opposizione l'idea di un ipermercato che contribuirebbe ad aggravare il traffico sul Terraglio già congestionato. Le istanze sono quelle che ci derivano dal territorio, innanzitutto dall'Ascom, che chiede a gran voce che non si costruiscano più medie o grandi strutture di vendita all'interno del territorio, perché sennò il tessuto urbano dei commercianti viene ulteriormente depauperato rispetto a quello che c'è già, ma anche rispetto al traffico su quell'arteria. I cittadini ogni giorno sono vessati dalle code, eccetera, eccetera. E cosa facciamo? Continuiamo a mettere servizi sul Terraglio in maniera tale che la gente abbia ulteriori motivi ancora per doverci stare? Non può essere. In regia oggi Tony Esposito e Mattia Pizzai. Andiamo in pubblicità 2 minuti e torniamo di nuovo qui con Focus TG. Si è aggravato il bilancio dell'Apocalisse in Emilia-Romagna. Prendiamo dal Resto del Carlino, il giornale di Bologna, che i morti sono diventati 15. A Ravenna si crea una barriera per proteggere la città, vedete veramente una vera e propria muraglia, nuove evacuazioni, la strage di anziani nelle case. La 14 riaperta, allerta rossa per il maltempo, scuole chiuse, auto travolte dal fango, frazioni evacuate, allagamenti. Il ministro Salvini arriva a Bologna e poi altri particolari forniti da questo quotidiano. Andiamo a Bassano del Grappa perché la città si prepara ad accogliere il Giro d'Italia. Ci colleghiamo in diretta con Vanessa Banzatto. Sì, buongiorno direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. È quasi tutto pronto per il prossimo 24 maggio, giornata in cui è previsto il passaggio del Giro d'Italia. Una Bassano del Grappa che si tingerà di rosa. Mi trovo assieme al comandante della polizia locale Giovanni Favaretto. Ecco comandante, intanto ci sarà una importante chiusura delle strade, Bassano verrà letteralmente tagliata in 2. Vogliamo capire come funzionerà questa chiusura? Sì, la chiusura interesserà le strade che verranno percorse dalla carovana ciclistica, quindi la destra Brenta, che verrà chiusa appunto da Costa, in comune di Valbrenta, fino a Dangarano, quindi fino alla rotatoria Diaz. Verrà interessato il Ponte Nuovo, il Viale De Gasperi, la via Cristoforo Colombo e la via Carpellina, per poi lasciare il territorio di Bassano ed entrare a Rosà. Ecco, gli ricordiamo che anche la statale 47 Valsugana subirà una chiusura. Sì, una chiusura conseguente appunto al fatto che da Trento la carovana ciclistica percorre appunto in discesa la 47. Da che ora a che ora? Allora, le chiusure complessivamente saranno nella fascia oraria compresa tra le 11.50 e le 14.45 circa. Chiaramente questo dipende dalla media oraria che i ciclisti terranno. Perché il passaggio del Giro d'Italia, vogliamo ricordarlo, è previsto attorno a Bassano, almeno attorno alle 14.30, ma c'è anche un'altra novità che riguarda le scuole, perché cosa succederà? Tutte le scuole del territorio di Bassano, di Valbrenta, di Rosà, di Rossano
verranno chiuse alle ore 11, eccetto per quelle classi che osserveranno il tempo prolungato, quindi usciranno dopo le 14. E al proposito c'è proprio anche tutto quello che è il discorso del trasporto scolastico che è stato adeguato. Sì, SVT e tutti coloro che fanno trasporto scolastico hanno anticipato le corse appunto per garantire il rientro a casa degli alunni. Quindi insomma ci sarà, è vero, qualche disagio, però una Bassano pronta davvero ad accogliere tutti questi ciclisti in quello che è un po' un evento tanto atteso ogni anno. Sì, i disagi ci sono, ma lo spettacolo è garantito quando passa il Giro d'Italia, assolutamente. Bene, allora io ringrazio il comandante della Polizia Locale Giovanni Favaretto e vi ricedo la linea. Grazie Vanessa Manzatto. L'apertura della Biennale Architettura ci racconta tutto Lorenzo Maier. Lo ha annunciato il presidente della Biennale di Venezia Roberto Cicutto, non nascondendo, pur mantenendo sempre una certa eleganza, una buona dose di rammarico e disappunto. La 18ª Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, al secondo giorno di vernice, si apre con un caso diplomatico senza precedenti. La Farnesina ha negato, per mancanza di requisiti, il rilascio dei visti a 3 collaboratori diretti di nazionalità ghanese della curatrice Leslie Rocco, che quindi non sono potuti arrivare a Venezia in tempo. Dimezzato il suo team, che da 6 è passato a solo 3 componenti. Sui contenuti dell'esposizione invece Cicutto dice: il suo titolo Laboratorio del futuro è molto impegnativo, usa 2 parole semplici ma piene di significato. La differenza è che lei parte da un punto di vista molto particolare e molto forte. Lei dice: il mio continente d'origine, l'Africa, ha già sperimentato molte delle crisi che il resto del mondo sta sperimentando adesso. Noi ve le raccontiamo con delle voci dall'interno, dialoghiamo con gli altri ne trarranno le conclusioni che vogliono. Un lavoro in continuità con l'ultima edizione e domani pomeriggio l'inaugurazione del Padiglione Italia alla presenza del Ministro dei Beni Culturali Gennaro San Giuliano. La mostra di Hashim Sarkis aveva posto molto l'attenzione sulle possibili convivenze, aveva inventato convivenze addirittura nello spazio, aveva inventato convivenze che erano fra umani e anche non umani. La mostra di Leslie continua su questo piano perché che cosa fa? Più che raccontare appunto la tecnica della costruzione, pone delle domande a cui non sempre si possono dare risposte, però aiuta le persone a comprendere di più le ragioni dell'architettura. Il presidente della Biennale di Venezia Roberto Cicutto, intervistato dal nostro Lorenzo Maier. È tutto per oggi, grazie a Tony Esposito e a Mattia Pizzaia. Ci vediamo stasera a Focus e domani ovviamente con Focus TG. Buona giornata.